Lorenzo Dallari stasera ha presentato la serata dedicata alla pallavolo veronese qui alla GSM Forum, casa anche di Verona Volley. Che serata è stata? Insomma, come vedi questa situazione? È stata una serata all'insegna della serenità ritrovata, della voglia di stare insieme, di sorridere un po'. E poi di sorridere sto temendo questo qui che c'è qua dietro. C'è un po' di... Non capisco l'argomento, scusate. Così, taglia. È stata una serata all'insegna della serenità, della voglia di ritrovarsi, di stare insieme. Ce n'era bisogno, dopo un anno e mezzo di assenza dai palasport, la voglia di condividere alcuni momenti di letizia. Devo dire che la serata è iniziata rendendo omaggio a Chiara 14, è stata molto toccante come momento, ha emozionato molto anche me, anche se non la conoscevo, però l'ho conosciuta sui telegiornali purtroppo e questa sera tutta l'emozione che è riuscita a trasmettermi e a trasmetterci. È stato un rapido susseguirsi di momenti di letizia delle società che sono state premiate, a conferma del fatto che la pallavolo Verona è molto viva, molto frizzante, al maschile e al femminile. Questa direi è una unicità per quanto riguarda il panorama italiano. E poi c'è stata la grande chiusura con la squadra che parteciperà al prossimo campionato di Superlega, molto forte. Ho visto dei ragazzi belli carichi, e poi ho rivisto Rafa, e pensare che Rafa viene qui a fare la chioccia di Spiritino, insomma, conferma il fatto che nella squadra c'è l'atmosfera giusta, molti giovani, molti ragazzi promettenti, con un grande allenatore come Rado Stoicev che continua. Puoi girarti, guardalo qui, che è qui, vieni qua Rado, Allora, questo ragazzo, questo eterno ragazzo è molto simpatico, a me sta molto simpatico. Sì, continua, vai. No, questa sera è stata una bella serata. Mi sono piaciuti i tuoi ragazzi, te lo volevo dire, lo stavo dicendo adesso. Mi sei piaciuto tu, mi sono piaciuti i tuoi ragazzi. Spero che ti piacciono a fine stagione, non adesso. E adesso vediamo, già la prima di campionato e la seconda, caro Rado, Caro. si parrà la tua nobiltà, perché pronti via, Trento e Perugia, vabbè, però ci sta, questo è il campionato, no? È la vita. Questa è la vita. No, allora, siete in ottime mani con Rado e devo dire, la mia speranza è una, Rado, che ha giocato una grande pallavolo e che qui torni il grande pubblico, perché Verona è una città che ha vissuto sempre con grande partecipazione di tifosi la pallavolo. Per il momento c'è il limite del 35%, ci auguriamo che possa aumentare, perché questo significherebbe molto per il movimento, per la pallavolo veronese. Adesso siamo tutti in sicurezza, ragazzi, abbiamo il Green Pass, siamo tutti stratamponati, noi siamo vicini, ma non perché siamo due pazzi, ma perché abbiamo fatto entrambi 2 vaccini, siamo persone responsabili e perciò io mi auguro veramente, Rado, che qui possa tornare tanta gente, perché ve lo meritate, se lo merita la pallavolo, perché senza pubblico si fa fatica ad andare avanti. È importante per noi perché vogliamo dimostrare alla città di Verona che siamo pronti di combattere per Verona. Dobbiamo farlo davanti al pubblico. E ci vuole il pubblico. Perciò il monito è anche venite a vedere la squadra quando sarà possibile. Cioè un po' potrete venire, speriamo tanti. Rado, in bocca al lupo a voi e viva la pallavolo, che è uno sport meraviglioso.